caldo e che tutto sta asciutto prima avevo visto gente andare su. Sì, sì, quello solo guardare che si capisce. Sembra che ne abbiamo stato una volta. Oh, ragazzi, buongiorno. Siamo al plurale oggi perché non sono in solitaria, oggi sono in buona compagnia. Siamo a Rifugio Larici, pronti per salire verso l'omonima cima. Over 2000 metri oggi finalmente. E dopo vi presento i compagni di spedizione. Ecco ragazzi, qui abbiamo Davide, mio fratello, qua c'è il mio amico Mike, alla caccia di 2000 metri di cima a Larici. Sì, perché quante sono invece al gatto perché vedi i bassi le case. Everything changes. Okay. No, my goodness. E su ragazzi, distese su distese di Pino Muro. La prossima proprio 3 ore camminando. Che roba! Ragazzi, arrivo questo. Eccoli qua, fedelissimi compagni. Ragazzi, abbiamo conquistato la cima e non siamo soli. Un'oretta e mezza di video. Dai Agata, prepara. Andiamo, vorrei capire. Infatti così. Vai bene. Ma metto sulla fretta. Arrivederci. Salve! Bella, bella. Ho fatto il santino in cima al monte. Allora ragazzi, a occhio, Portule, cima 12 e Ortigara sullo sfondo.
Da giù la Valsugana, che poi in teoria prosegue fino da giù, dove mi sembra di intravedere il lago di Caldonazzo. Comunque ragazzi, l'altimetro di Michael segna 2011, quindi per poco abbiamo svalicato i 2000 metri. E nello sfondo niente po' di meno che il Portile, 2300 metri da fare settimana prossima. Adesso ragazzi scendiamo. Ragazzi, questo è il sentiero che sale in vetta. Noi prima siamo saliti da qui, adesso prendiamo la strada alternativa. Qui ragazzi, vecchia funivia, veramente un pezzo da museo. Bel graffito. Funivia con sfondo. Vlog dentro i bivacchi. Mica tanto un bivacco sta roba. Bel panorama. Prima eravamo lassù. Adesso ragazzi, dopo 5 km e 8 scendiamo, tappa a rifugio stavolta, panino, birra, diciamo le robe fatte bene. Ogni volta passiamo davanti ci sono le mucche, Carolina. E chiudiamo, indovinando il palo. Il panino ti aspetta. I ragazzi hanno fame. Ragazzi, rifugio l'orizzonte. Vamos! Obiettivo raggiunto. Zecca che visto così incazzata così.
Dico sempre di va a Rosani, sentite un po'. Che vitaccia. Insieme a casa del bar in fondo c'è il Maccarito. Minha mãe tá de cara, olha, a ideia de show de Paquistão, de que ele caiu, eu puto baiar. E aí tava eu, assim, tô correndo. No, desobia, no dai. Cazzo che ha ancora una settimana. Cornetto del telefono e... Riposo dei guerrieri. L'unico da dire è che hanno fisicamente questa cosa, non so. Ecco ragazzi, noi siamo arrivati alla macchina e purtroppo è già ora di tornare. L'arrivederci è sempre la parte peggiore. I soci qua vi salutano. Ciao a tutti, alla prossima. Portule, mi raccomando. Settimana prossima io e il Toso qua andiamo un po' più su dove vi ho indicato prima. Spero che il video vi piacerà.